Bello, bentornati su Real Napoli Football, ragazzi. Veniamo da un bel pareggio, per modo di dire, contro la Turchia. Siamo lì a 1409 punti, cercando di avvicinarci il più possibile alla Santissima Divisione 2. Vediamo se riusciamo a raggiungerla. Intanto, vediamo in questa puntata chi dovremo affrontare per cercare di andarci a prendere i prossimi punti. Detto ciò, come sempre, se vi fa piacere supportarmi in questa scalata alla Divisione 1 con solo giocatori del Napoli, ragazzi, magari lasciatemi un like al video, iscrivetevi al canale, commentate e farmi sapere che ne pensate di quello che state per andare a vedere in questa partita tra Bayern Monaco e Napoli. Bayern Monaco, avversario di Divisione 2, top 20.000, posizione del ragazzo è 17.000, ragazza, in realtà, cioè, io dico ragazzo, ma insomma, sapete, come giusto che sia, e siamo all'Allianz Arena contro il Bayern Monaco. Ok, i nostri ragazzi stanno tutti bene. Ok, lui gioca un 3-4-3 sostanzialmente, molto stretto. Noi proviamo a fare la prima mossa di invertire gli esterni per cercare di arrivare magari un po' più facilmente al cross. Comunque crossare con il piede buono. Vediamo un pochino, vediamo un pochino, sicuramente come puntata, come avversario ci è toccato un avversario abbastanza complicato. C'è pure da dire, che comunque se andiamo ad andare in Divisione 2 sono gli avversari che dovremo assolutamente affrontare. Quindi si parte. Bayern Monaco Napoli, ragazzi, all'Allianz Arena. In mano. Si parte, attenzione, attaccano loro subito. Di Lorenzo, bel break qua di Giannino Di Lorenzo, che poi va da Kvaratskhelia che cerca subito dentro Osimhen, la palla recuperata dal Bayern che prova a ripartire con Anghissai, non riesce a recuperare questa palla, prova ad andare dentro Leao, palla dentro Lobotka e poi Meret, ce la capiamo qui. Rilancio di Alex Meret verso Victor Osimhen che prova ad appoggiare Anghissà, scende Zamanghissà, poi cerca male Kvaratskhelia, recupera palla, il Bayern Monaco e prova a ripartire con Di Lorenzo e fumble break di Giannino Di Lorenzo, scende Di Lorenzo, l'appoggia Anghissà che prova a ridarla a Di Lorenzo che però se ne stava giustamente tornando. Lobotka, Leao, Di Lorenzo, ancora il recupero palla, appoggia Meret che la spara lontana verso Victor Osimhen che prova a staccare verso Zielinski, si gira Zielinski, palla per Anghissà, va dietro da Di Lorenzo che poi va da Kvaratskhelia che si gira, torna indietro, palla per Anghissà, proviamo a ragionare, Anghissà, scende Anghissà, tiene palla e va da Di Lorenzo, palla per Rachmani, proviamo a cambiare lato, Nathan verso Mario Rui, errore di Rui, sbaglia tutto Rui, prova a recuperare, gli dà una mano Zielinski, recupera palla Mario Rui, palla per Politano che si gira dentro per Rui, la palla non arriva a Mario, prova a tornare Lobotka, attenzione, sfortunato Nathan, chiude Rachmani che poi allarga verso Matteo Politano che la dà Zielinski, la perde Zialò. Attenzione Anghissà, Lobotka prova ad andare in chiusura, Lobo recupera palla Lobotka, Anghissà allarga per Kvaratskhelia, male, attacca bene il Bayern Monaco, ragazzi noi non riusciamo ad uscire per il momento. Lobo recupera un'altra palla, appoggia ad Anghissà, fa correre Anghissà, Kvaratskhelia sulla fascia, scende Kvaratskhelia che crossa la tre quarti verso Osimhen, calcio d'angolo, proviamo a mettere un po' di apprensione. Mario Rui andrà verso Rachmani, attenzione Rui verso Rachmani che proverà a spizzarla, ci riesce Kvaratskhelia di testa, colpiamo da calcio d'angolo con Kvicha Kvaratskhelia, ragazzi, è il suo 19esimo gol, 19esimo gol per Kvaratskhelia, bella giocata da calcio d'angolo con Rachmani. Osimhen, errore di Osi, peccato qui, prova a chiudere Di Lorenzo, recupera palla Di Lorenzo, palla dentro per Kvaratskhelia che prova a scendere, la dà lunga per Osimhen che non riesce a recuperare palla. Rudiger, attenzione che attacca il Bayern Monaco adesso
con Di Lorenzo che va in chiusura 2 volte. Kvaratskhelia recupera palla Kvara, attenzione, Kvara dentro per Anghissà, Osimhen. Qui siamo un po' sfortunati in realtà, secondo me. Prova ad andare in transizione il Bayern Monaco che ci riesce alla grande, chiude Leao, Nathan pure, la palla resta lì. Ma che stronzata, ragazzi, che stronzata. Palla recuperata da Leao, da un errore nostro, pareggio del Bayern. Mario Rui, palla per Politano che appoggia Zielinski, Politano ancora, cross in mezzo, arriva Osimhen che non riesce a colpire Lobotka a prendere questa palla, non riesce a prenderla. Mario Rui, Zielinski, incredibile, palla recuperata dal Bayern Monaco che prova ad andare Mario Rui in chiusura, niente da fare, esce Rui, esce Anghissà, palla dentro per Politano. Queste sono palle che bisognerebbe non sbagliare. Attenzione Bellingham, Di Lorenzo, Anghissà, bel recupero palla di Anghissà, Di Lorenzo allarga poi per Kvaratskhelia che dribbla col corpo e se ne va dentro per Victor Osimhen che prova a riappoggiarla, che recupero palla qui, Lobotka niente da fare, palla dentro, Rachmani appoggia Meret, bella partita fino ad ora. Meret rilancio lungo verso Zielinski che prova ad appoggiarsi a Lobo, ci riesce Anghissà dentro per Zielinski che allarga a Mario Rui. Mario Rui cerca Zielinski, chiuso Zielu, Mario Rui, break incredibile, passaggio per Politano che si gira, Matteo Politano dentro per Zielinski che va al cross verso Osimhen, niente da fare. Attenzione Lobotka recupera questa palla, prova ad appoggiarla Lobo, riesce adesso ad andare da Mario Rui che prova il cross dalla 3/4, un cross strano. Anghissà, errore di Zambo Anghissà, Lobotka recupera una gran palla, va dentro direttamente da Victor Osimhen, fermato Victor da Tonali. Attenzione, prova a ripartire il Bayern di Monaco, recupero di Di Lorenzo, palla per Zielinski, tacco per Mario Rui che la dà ad Osimhen che va da Kvaratskhelia, dribbling di Kvara che non riesce ad arrivare al cross, poi si porta la palla sul fondo, rimessa dal fondo per il Bayern di Monaco con Cech che rilancia lungo, Lobotka su Leao riesce a disturbarlo un po' ma non abbastanza. Attenzione Mario Rui, Silva, palla dentro, arriva Lobotka, spazza Lobo, Osimhen appoggia Zielinski, la ridà ad Osimhen, Osimhen allarga per Politano, dribbling di Politano verso l'interno, la ridà Victor Osimhen che non arriva sulla palla per un nulla. Oh, non finisce il primo tempo, siamo pazzi? Siamo pazzi, non finisce il primo tempo, lo chiude Di Lorenzo con la gran chiusura. 1-1, bella partita fino ad ora, difficile, un tiro per noi, un tiro per loro, 2 gol, 1-1. Si riparte, Osimhen, palla per Lobo che prova ad allargare subito per Mario Rui che allarga verso Politano, si gira Matteo Politano dalla parte giusta, scende Politano, non arriva a crossare, rimessa laterale in attacco per noi. Mario Rui cerca, attenzione Mario Rui dentro per Zielinski, palla per Politano, appoggia dentro per Mario Rui che crossa in mezzo verso Kvaratskhelia, non arriva sulla palla, Lobotka appoggia Zielinski, Anghissà, Kvara stava provando ad appoggiarsi per tirare, Lobo recupera palla, Nathan, Rachmani, rischio incredibile, Di Lorenzo, errore di Di Lorenzo. Attenzione, proviamo a scappare all'indietro con Di Lorenzo che corre all'indietro verso Saka adesso. Di Lorenzo recupera palla e riesce a girare anche per Kvaratskhelia che va da Osimhen che l'appoggia dietro Anghissà, prova a ridarla ad Osimhen e adesso va invece da Kvaratskhelia. Attenzione, Kvaratskhelia prova a crossare verso Osimhen che stacca, Cech, gran parata di Cech, il lancio lungo di Peter Cech, recuperiamo palla con una errore qui di Zielinski, Nathan recupera ancora palla, Mario Rui, Zielinski con un po' di fortuna qui andiamo, Politano dentro per Mario Rui che arriva di gran carriera, niente da fare. Attenzione Lobotka, prova ad uscire lui, recupera palla Anghissà dentro per Zielinski che è troppo frettoloso qui. Attenzione Lobotka, break di Lobo, Zielinski, palla per Politano, Politano, attenzione dentro per Mario Rui che prova ad andare al cross verso Kvaratskhelia che non riesce a staccare ancora.
Prova a ripartire ancora il Bayern di Monaco. Di Lorenzo prova a chiudere su Saka, palla dentro, Lobo prova ad andare in raddoppio qui, Lobotka, se ne va Pempè, esce Anghissà, arriva Zielinski, niente da fare, Mario Rui, fantastico Rui, esce e va da Politano, dentro Politano, palla per Osimhen, niente da fare. Prova a ripartire ancora il Bayern di Monaco che perde palla. Proviamo a fare qualche cambio, ragazzi. Proviamo a fare qualche cambio. Zielinski che è stanco, è stanchissimo. Anche Kvaratskhelia che ha corso tanto. Allora metto Raspadori al posto di Kvaratskhelia. Lo faccio giocare seconda punta. Politano non so se voglio toglierlo, forse no. Politano lo lascio. Tolgo Zielinski, faccio giocare, faccio entrare un po' Traoré al posto di Zielinski. Traoré lo alzo un pochino, proviamo ad andarli a prendere in maniera un po' più decisa, e poi per il resto penso che il resto così farei quasi giocare Ostigard, ma eviterei, magari tra un po' facciamo qualche altro cambio. E Giacomino Raspadori. Mario Rui va subito da Politano che la ridà Mario Rui, che la ridà Politano, Mario Rui dentro per Traoré che si gira, Traoré prova a scendere, Traoré penetra, palla dentro, la palla non passa. Prova ad attaccare il Bayern di Monaco, attenzione. Di Lorenzo recupera palla, Lobotka, Rachmani, Anghissà, Rachmani, Di Lorenzo, palla per Anghissà, appoggia per Raspadori che recupera palla, Raspadori, attenzione, Raspadori può entrare in area, Raspadori dentro, arriva Politano, niente da fare, palla tenuta bassa da Raspadori, Traoré, palla per Politano, non riesce a ridarla a Traoré, qui vittoria incredibile di Diaz. Attenzione, proviamo a scappare ancora all'indietro con Di Lorenzo che va in chiusura e cerca Giacomino Raspadori che va da Anghissà, che va da Lobotka, attenzione, allarga Lobotka per Mario Rui, attenzione, scende Mario Rui va da Traoré, palla per Osimhen, torna indietro da Lobotka, ancora Anghissà, va da Raspadori, errore di Raspadori, attenzione, Lobotka, Mario Rui, palla dentro, no, ma quella è una chiusura che bisognava fare, cross in mezzo, Lobotka, mamma mia qui, Anghissà, prova ad andare subito da Raspadori, dribbling di Raspadori, doppio dribbling e va da Lobotka che appoggia a Traoré, che va dentro da Victor Osimhen, attenzione si ferma Victor Osimhen, dall'altro lato vede Matteo Politano non riesce ad andare dal compagno. Attenzione Nathan, prova ad andarsene, arriva ancora Lobotka, fantastico. Politano dentro da Traoré che si ferma, dribbling di Traoré che arriva al tiro, Traoré! Pasquale Traoré, incredibile. Giocata pazzesca. E Traoré la mette dentro. Pasquale Traoré. Attenzione. Attentato, allora dentro un po' il ciolito, Nathan è distrutto ragazzi, Nathan deve uscire assolutamente dentro Ostigard, va bene così, anche Anghissà è stanchissimo, mettiamo dentro un po' Caciuste, va bene così, Politano lo lasciamo, abbassiamo un po' Traoré, qui, passiamo anche Lobo, facciamo il doppio mediano con Traoré, unico centrocampista centrale, passiamo anche un po' le ali ragazzi, vorrei cercare di portarla a casa. Vi dico la verità, ci proviamo, adesso prova ad attaccare il Bayern di Monaco, attenzione, prova, grandissima palla per Rachmani, recupera palla Raspadori, attenzione Raspadori, dribbling di Raspadori dentro per il ciolito Simeone che prova ad andare a prendere quella palla, non ci riesce, Raspadori recupera palla dentro ancora per il ciolito che l'aria appoggia a Raspadori, scende Raspadori, prova a metterla dentro, Raspadori dentro per il ciolito, palla ancora per Raspadori che può crossare in mezzo, stava arrivando non so chi, Caciuste, Lobotka si gira il ciolito, calcio d'angolo, teniamo il Bayern lì. Oh Salvio, non so se mi senti, forza Napoli sempre e comunque, attenzione calcio d'angolo, Mario Rui verso
ancora Rachmani che l'appoggia lì per Politano che si divora, un gol pazzesco, Matteo Politano ragazzi. Attenzione, check, rilancia lungo verso Traoré che la prende lì e Rachmani la butta lontana verso Politano che l'appoggia dentro per Traoré che stava arrivando. Niente da fare, dobbiamo scappare assolutamente all'indietro. Attenzione, attacca il Bayern Monaco, torna anche il maestro con Chiesa che scende. Chiesa scende, cross in mezzo. Mamma mia, Lobotka la mette fuori e poi il Ciolito allunga per Politano dentro per Traoré, niente da fare. Attenzione, attaccano ancora loro con Ostigar che va in chiusura insieme a Mario Rui. Ostigar dentro, attenzione, mamma mia, Di Lorenzo, miracolo, e rilancio lungo, miracolo di Giannino Di Lorenzo. Simeone prova a tenerla lì, niente da fare. Attenzione, Messi, no, palla dentro, Ostigard, palla fuori, la palla resta lì. Porca trota, attenzione, calcio acceso, fuori e finisce qui. Ci portiamo a casa una vittoria pazzesca contro un Bayern Monaco di Divisione 2, top 17.000 ragazzi. Abbiamo attaccato quasi solo noi, in realtà ha attaccato anche lui, ma siamo riusciti sempre a chiuderlo. 2-1. Bene, bene, bene così. Questa è stata una bella vittoria, veramente, veramente una bella vittoria. E infatti guadagniamo 38 punti.